Buonasera amici di Rugby House, ben trovati una nuova stagione insieme. Mi chiamo Andrea ma non sono De Rossi, anche se mi vedete in panchina con Pippo Frati. Intanto ciao Pippo, welcome back si dice, no? Bentornato tra noi, abbiamo finito con te, ricominciamo con te. Thank you, grazie Andrea, saluto a tutti gli amici. Allora, abbiamo cominciato alla grande questa stagione, in realtà una stagione molto più adrenalinica rispetto alla precedente, perlomeno sul campo. L'anno scorso arrivavate voi, una nuova avventura, quest'anno abbiamo vinto i preliminari con il Tbilisi Caucasian, una partenza subito sprint con il derby, il Veneto Derby Day, il derby col Petrarca, insomma tante emozioni sin da inizio settembre, Pippo. Sì, diciamo che per motivi diversi, comunque anche l'anno scorso, vuoi perché c'era la novità, c'era la curiosità di scoprire una squadra nuova, un tipo di lavoro nuovo. Anche l'anno scorso la partenza era stata abbastanza entusiasmante, eccitante, chiamala come vuoi. Quest'anno per motivi diversi, legati molto di più però al risultato, è stato un inizio difficile che però ci ha dato tante soddisfazioni perché comunque la qualificazione alla Challenge Cup è un risultato molto prestigioso, probabilmente anche che va un po' oltre all'importanza che gli è stata data magari dalla stampa e magari penso anche dalla federazione stessa. Ci hanno fatto molto piacere, infatti i complimenti perché li abbiamo proprio sentiti che venivano dal cuore, da parte dei presidenti delle altre squadre venete, da parte di Facchini, da parte di Marusso e da parte di Toffano in occasione della presentazione del Derby Day, segno che loro sapevano quanto poteva significare questa qualificaone e soprattutto contro chi è stata ottenuta. La difficoltà anche del match stesso. Ricordiamo che gran parte del roster dei Tbilisi Caucasian aveva caps con la nazionale. Cioè, forse non tutti lo sapevano, ma guardando dentro vedi tutte esperienze comunque a livello internazionale. C'è una cosa, quando tu parli di effetti che vanno oltre la vittoria stessa, c'è un'immagine, ovviamente il mondo social è sempre abbastanza presente nella vita quotidiana di un po' tutti. C'è quell'immagine postata da Bibi Quaglio con Matteo Ferro e Bibi che alzano il pugno. Sembra quasi che sia scattato qualcosa nella testa di molti giocatori, che quella vittoria per un po' di atleti che purtroppo non hanno ottenuto grandi successi nella loro carriera sin qui possa significare un qualcosa di importante. Non so se condividi il mio pensiero. No, condivido, e tra l'altro lo sfondo del mio desktop quell'immagine, perché Ecco, vedi, non lo sapevo nemmeno. no, è molto significativa proprio per questo, perché era già il presidente prima dell'incontro ha parlato di esame, aveva ragione, era l'ennesimo esame che questi ragazzi dovevano dare e superare, e direi che sono stati bravissimi a dimostrare finalmente qualcosa che ai miei occhi personalmente non dovevano dimostrare niente. Io so quello che valgono, so quello che fanno, quanto lavorano per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Però è stato sì un qualcosa di importante anche per chi segue da fuori, per chi magari aveva dei dubbi, magari ricordo bene chi strozzava il naso sul mercato estivo, chi strozzava il naso sul fatto che quest'anno poteva essere una stagione peggiore della scorsa. Invece aver iniziato così è stato molto importante, Ecco, è ovvio che all'interno di questo pre-stagione o inizio stagione dobbiamo parlare giustamente anche la partenza di Andrea, che con te ha sempre creato un team di lavoro forte, un connubio importante, una coppia che ha dato molto. Se ne parlerà, se ne è parlato, siamo appena dopo la prima di campionato, per cui come imposterai, come vivrai questi momenti, come stai vivendo queste giornate che sono le prime senza di lui? Stiamo parlando come se fosse il tuo fidanzato, ma sportivamente parlando lo era. Diciamo sì, anche di più, provo anche dire che era mia moglie. No, diciamo sportivamente parlando, Okay. perché è un qualcosa di più, ecco, di una fidanzata. No, a parte gli scherzi, sì, sono i primi giorni che passo io come Tommy, come ragazzi, senza una figura importante all'interno del gruppo, all'interno dello spogliatoio come quella di Andrea. Se tecnicamente e a livello proprio professionale
speriamo di sostituirlo degnamente. Comunque Joe è una persona molto preparata a livello di mischia chiusa, il lavoro con la Touche proseguiremo più o meno le cose impostate da Andrea. Abbiamo comunque un gruppo di giocatori anche d'esperienza che sono in grado anche di aiutarmi in questo, ma è ovviamente del lato umano che vedremo alla lunga quanto peggiorerà la sua assenza. Per quanto mi riguarda, probabilmente perderò un paio di chili alla settimana, perché, perché ovviamente... Anche senza Tommaso che ti sta dietro. Sì. No, vabbè, è logico che sì, io vado anche oltre l'aspetto professionale, perché ormai con Andrea ero abituato a lavorare e a vivere. Era da 3 anni che portavamo avanti questo progetto e posso garantire a te e garantire a tutti che è stata una scelta molto 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 difficile. Tanti dicono una scelta che non si poteva rifiutare, lui è sempre stato onesto, dice che invece è stata una scelta sua, consapevole, nessuno gli ha puntato la testa, però in effetti era un'opportunità che si sentiva di prendere, ma l'ho fatto in modo molto 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 ponderato, ragionando, e non è stato assolutamente facile. Che tribolato sotto certe. Mi ricordo sono venuto negli spogliatoi uno di quei giorni e lui proprio lo vedevi pensieroso sulla sua scelta, che quindi ovviamente insomma che noi gli auguriamo il meglio ad Andrea, tanto sappiamo che bene o male insomma tiferà rossoblu. No, Questo penso sia abbastanza sempre, chiaro. anche perché lasciare una piazza come Rovigo, poi magari proprio nel bel mezzo di un progetto che, ripeto, sta prendendo forma, ci sta dando delle belle soddisfazioni, è doppiamente difficile, ecco. Ecco, allora veniamo in breve alla partita di domenica. Subito il Petrarca, giusto per divertirci e tenere alta la tensione. Siamo partiti fortissimo, una grande partenza, poi loro in qualche maniera, il Petrarca, sempre il Petrarca, riesce un po' a frenare quello che è il ritmo alto che Rovigo vuole imporre al match, e riescono a restare un po' in partita, che non è entrata mai in discussione. Gli ultimi minuti un po' di nervosismo, comunque un po' di pensieri guardando il tabellone, poi comunque la vittoria. Ti aspettavi un match del genere? Onestamente sì. Sì, perché Padova, a mio modo di vedere, insieme a San Donà, è stata la squadra che durante l'estate si è rinforzata di più. Un po' come noi ha consolidato il gruppo con innesti di grande qualità, in primis Emiliano Di Mischia, il numero 8 che ha giocato seconda linea contro di noi, e anche dei giovani interessanti lì in prima linea, molto molto interessanti. Il lavoro di Moretti e Rocco, ormai sono alla terza stagione insieme, ovviamente sta dando e giustamente sta dando i suoi frutti, e quindi se in più ci metti che era la prima di campionato nell'ambito di una manifestazione come il Veneto Derby Day, che comunque non ti fa arrivare alla partita concentrato, senza distrazioni, dovendo giocare la seconda Ecco, questo partita. avete puntualizzato più volte. Sì, perché comunque è una preparazione diversa una partita. Ci siamo scaldati nel campetto davanti alla palestra mentre si giocava una partita con le macchine degli sponsor in mezzo. Insomma, non è stata una preparazione magari adeguata ad un match importante come un derby col Padova. E poi appunto era il derby, quindi sapevo che sarebbe stata dura. Il vantaggio che avevamo, ne abbiamo parlato in settimana ed eravamo consapevoli di questo, era che noi comunque arrivavamo da 2 partite vere che avevano già messo in palio qualcosa, ossia la qualificazione alla Challenge, e che avevamo giocato anche bene, giocando anche un certo tipo di rugby. È logico che abbiamo appunto cercato di impostarla con tanta intensità. Intensità è stata un po' la parola d'ordine della settimana, e finché c'è stata questa intensità eravamo praticamente solo noi in campo. Va dato merito al Padova di aver impostato molto bene le fasi statiche, ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni, anche se non c'è stata a livello di mischia chiusa un pacchetto dominante, perché ho parlato proprio ieri con Moretti, e anche loro non c'era un allenatore della mischia contento alla fine della partita, perché comunque ci sono stati diversi calci di punizione da una parte e dall'altra, quindi non si capiva nemmeno quale fosse la linea. Esatto. E quindi si sono potuti giocare pochi palloni da mischia. Le touche ci hanno messo in difficoltà, soprattutto quando ha preso il cartellino giallo Jeff, e quindi
poi sono stati bravi ad approfittare anche magari di un po' di indisciplina che era stata, diciamo, un punto di forza nelle 2 partite di qualificazione alla Challenge, che è un po' venuta meno contro Padova, ma si sa che è molto difficile mantenere disciplina in certi frangenti. Assolutamente, soprattutto coinvolti dall'adrenalina di uno stadio con 4.000 persone e dal derby d'Italia. Andiamo a vedere le immagini della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro Petrarca Padova. Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Mario Battaglini, secondo match di questo Veneto Derby Day. Era il 17 ottobre 1948 quando per la prima volta si sfidarono queste 2 squadre. Sono passati quasi 66 anni e il derby tra Petrarca Padova e Rugby Rovigo Delta è sempre il derby d'Italia. A commentarlo con me Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Eccoci, bentornati, visto che noi da qua non ci siamo mossi. Tanto i 2 testimonial, le 2 leggende, Beppe Artuso e Silvano Biscuola. Che io conosco molto bene perché è stato mio coach nelle giovanili. Piccolo infortunio di inizio gara, ci pensa Luciano e alzerà sicuramente un pallone, tutti sotto. Deve essere fuori dai 22 per essere efficace, così è. Vediamo la carica di rossoblu. È una presa non perfetta, arriva Andrea De Marchi. Ci impossessiamo dell'ovale, setup centrale, siamo dentro i 22. C'è una superiorità, Rowan. Invece di allargarla, prova lui la percussione. Rowan tira dritto. Altra fase, ancora Bronzini. Oh, questo è un ottimo placcaggio su Matteo Ferro. Mi sembrava Caffini. A Caffini, hai ragione. Caffini lanciato, ben impattato. Comunque la palla rimane in possesso del Rovigo all'interno tra Rodriguez e De Marchi. Ora vediamo un po' con calma se riusciamo a rimettere a posto la nostra manovra. Ancora Lucio Rodriguez, l'inserimento di Menon, però è un'esca. Stefan Bassona, Denis Mestorovic prova all'interno di Fadalti. Guadagniamo metri, andiamo a pulire subito questo punto d'incontro. Ancora Giorgio Bronzini, Lucio Rodriguez, vediamo Lucio, apre tutta, allarga per Matteo Maran, prova Matteo Maran, la flop per Andrea De Marchi, la meta eccezionale, dammi la meta Mitrea, la meta di Andrea De Marchi. Siamo sui 5 metri laterali più o meno, forse anche di più, parte Stefano al piede, sentiamo l'Acquaglio cosa dice. Si alza bene, il suono era buono, la traiettoria anche. E le guardialine. Colore chiaro, gusto pulito. Se fosse stato un altro angolo finiva nelle mani di Ingauini, lo andavamo a prendere al casello di Boara. Molto volentieri. Tanto Bellini qui non riesce a trovare l'ovale, lo trova Bronzini. Qui è da spostare questa. Giochiamo al largo. Bravissimo Stefano, capisce, Lucio mette gambe, cerca l'incrocio. Ha provato un'azione personale, però teniamo vivo il pallone, siamo ancora in una situazione di gioco rotto. Attacchiamo con Francesco Menon. Prova, attenzione al largo, lo flotta. Vai Steven! Eccolo qua. Meta di Stevie Bartolussi. L'avevamo detto, era ancora un'ottima situazione di gioco dove si poteva ancora attaccare. Il Petrarca non era ben schierato, aveva le linee ancora in recupero. E alla fine siamo andati ad attaccare il corridoio con Menon. Tanto Stefan Basson dalla piazzola in fronte ai pali, non fa mancare altri 2 punti, 14-0 dopo 10 minuti. Dopo la trasformazione o quello che è successo si ricomincia con... Questa è una decisione abbastanza insolita, è raro vedere questo. Lo sai che questo è un posto dove Basson potrebbe tentare i pali? Ma secondo me la prova anche. Un problema a giocare con una testa poco concentrata. Parte Stefan Basson da metà campo. Vediamo. C'è. Che saetta, no. La potenza c'era. È partita alla grande. Parte Nicolo Fadalti al piede. Sembra buona la trasformazione del tre quarti ala padovano e così è al 21esimo, 14-3 per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Siamo nella metà campo padovana. C'è l'ingaggio fra le 2 mischie, viene giù ancora questo lato, stavolta è nostra. Sì. E Mitrea la vede. Connette testa e corpo e pallone. Parte il folletto di Ceres, centrale. Si alza le bandierine. 17-3 Rovigo al 36esimo. Tanto cercato è già pronto, ma Luke noi sappiamo benissimo che non esce dal campo. Parte Nicolo Fadalti dalla piazzola. In maniera molto leggera la mette dentro. Nicolo Fadalti quando siamo al 42esimo del primo tempo. Si alza bene, ma mi sa che non prende. Stretta e non entra. Portare avanti il pallone. Andiamo in mezzo con De Marchi, sì, adesso tentiamo il drive. Non l'avevamo ancora visti. Sì, è scivolato già, infatti c'è già un vantaggio per Rovigo. E noi avanziamo, però noi restiamo in piedi e ci giochiamo il vantaggio. Siamo un po' isolati
speriamo di riuscire a tenere il possesso. Quel giocatore deve rotolare via. Bronzini, Stefan al largo per Billy Ngawini. Billy Ravalle non mette le mani sul pallone, preferisce che lo prenda Willy. Questo è stato bravo Caffini a mantenere questo vale. E si ritorna sul vantaggio precedente, sull'entrata laterale. Adesso parte Stefan Basson. Vediamo se la mette dentro. 3 punti ancora Rovigo, 20-6. Di sole, bambini hanno giocato, 4 squadre tanto parte Fadalti al piede. Molto ben attrezzate. Centri pali Fadalti. Si legano, ingaggiano, l'ok. Molto basse queste due. Sì, buona la posizione di Pozzi, sta tenendo bene la pressione. Giochiamo con Lucio, a largo per Billy Ngawini, riesce a trattenerlo Vale. Favaro, ma lo ha seguito bene Favaro, lo ha tenuto sempre all'esterno in maniera da controllare il suo step. Jeff era riuscito comunque a trovare il varco. 26esimo, Stefan Basson si concentra, comincia la propria corsa, centrale, Stefi la mette, targa la presa. Bene il lavoro di Montariol che fa subito un sacking su targa, che però riesce a liberarsi del pallone, dando così la possibilità. È buona la spinta di Rovigo. Ma il Petrarca ha spostato bene l'asse, sì. Meta tecnica. Meta tecnica Petrarca. Sì, c'è stato un arresto del gioco tirando giù il drive. Jeff Montariol. Ennesima touche presa. Proviamo noi adesso a impostare un drive avanzante. Dalla chiusa guadagniamo metri. E qui un fuorigioco netto. Prende tutta la concentrazione del caso. Parte il sudafricano. 55 metri. È corta. Era ben indirizzata purtroppo. Stefan Basson al 42esimo. Parte Stefi. La potenza sembra buona stavolta. Prende il palo. Mannaggia. Ancora lì. Bravo Ngawini, solo che abbiamo preventivato. È una partita senza fine questa. Restiamo con la testa qui. Anche Ron torna fra la linea difensiva. Possesso è nostro, caccialo fuori Marco. E Rovigo vince il derby fra Femici Z, Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova, 23-16. Quanta sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta. Sì, prima volta man of the match. Sì, sono contento per la squadra più che altro, perché in campo si scende tutti insieme, quindi potevamo fare un po' meno di errori sia nel primo che nel secondo tempo, eravamo partiti bene. Peccato qualche errore che ci ha fatto abbassare un po' il ritmo di cui vogliamo giocare. Dispiace anche arrivare sempre a fiato corto, cioè non a fiato corto, cioè col fiato sul collo verso fine partita, però rende un po' più piacevole la vittoria alla fine, dai. Penso che i piccoli errori sono dovuti appunto a dei piccoli errori, infatti su piccole cose, un pallone un pochino più basso, cioè sono cose che ci lavoriamo tutta la settimana e vengano bene. Dispiace che non vengano il sabato o la domenica, ma ci lavoreremo, cioè si la sta lavorando per questo, quindi è un buon inizio e il nostro cammino sarà sempre in salita e mai ogni sabato o domenica mettiamo un gradino in più e facciamo sempre, insomma, guardiamo partita per partita. La prossima abbiamo San Donà e lavoreremo per quello. È lì in tribuna, sarà contento, non so che dire, dai, sono emozionato. Ma diciamo che è sempre bello comunque giocare con un pubblico del genere, è una cosa bellissima, che entri in campo, vedi lo stadio pieno, fa molto piacere, soprattutto iniziare il campionato con un derby e vincerlo è una grande soddisfazione. Il primo derby che faccio, tante emozioni forti, anche e soprattutto abbiamo fatto una grande partita. Potevamo fare il punto di bonus, però va bene così anche con la vittoria. Diciamo appunto potevamo fare molto di più il primo tempo,
abbiamo abbiamo commesso tanti errori individuali di gestione del pallone. È stato bravo anche Padova a rallentare il nostro gioco, perché comunque anche quando noi provavamo a aumentare il livello, loro erano un po' in difficoltà. E secondo tempo abbiamo difeso tanto, abbiamo sprecato molto, dobbiamo lavorare sulle fasi di conquista, ossia sistemare qualcosina in touche, in mischia, però comunque nel complesso positivi, dai. Per come appunto avevamo cominciato ci è mancato un attimo di concentrazione e forse ci siamo fatti sorprendere, nonostante sapevamo che Rovigo sarebbe partito a 1000. Poi dopo nel secondo tempo i ragazzi non hanno mai perso la concentrazione, hanno lavorato in campo secondo quello che poi dopo insomma avevamo provato in allenamento, e piano piano è venuto fuori e ci poteva stare molto probabilmente anche per quello che è stato fatto nel secondo tempo una meta per il pareggio. Sì, è ovvio che nel momento in cui hai gente che ha gambe, che ha qualità, lo devi comunque mettere in condizione per poterle esprimere, per cui il rugby è uno sport di contatto, il rugby è uno sport dove comunque il lavoro degli avanti è fondamentale, e i ragazzi oggi hanno lavorato soprattutto nel secondo tempo per mettere le condizioni, diciamo, alla cavalleria leggera di fare la differenza. In alcuni momenti l'hanno fatta, dovremmo essere ancora più cinici, dovremmo essere ancora più efficaci, soprattutto sui punti di incontro. Lavoreremo in settimana per capire appunto in alcune situazioni il perché non siamo riusciti ad avere palloni di qualità. Ma sai, non è che non vengano tronati, ma nel momento in cui c'è l'introduzione c'è la massima pressione da parte dell'avversario. In quel momento lì alzare il piede ovviamente ti espone a una situazione insomma di grande pressione, ecco. Per cui nel momento in cui c'è quel pallone lì ci sono quei 2 o 3 secondi che la palla rimane immobile, ma dopo è ovvio che quando la palla esce dai piedi numero 8 è perché viene tallonata. Al di là che possono piacere o no, dobbiamo trovare come si può dire, l'adattamento per fare in modo appunto che non snaturino quello che è comunque il gioco della mischia chiusa, e vedo che comunque ancora oggi, nonostante cambino le regole, questo fondamentale rimane ancora l'ago della bilancia nelle partite ovviamente equilibrate, che può appunto volgere a favore o a sfavore indipendentemente appunto da chi riesce a essere superiore. Beh, diciamo che i primi 25 minuti il Rovigo ha imposto bene il proprio gioco, abbiamo subito un po' la continuità dei palloni e la difesa non è stata, diciamo, all'altezza di questo livello, però nella seconda metà del primo tempo ci siamo ritrovati, un calcio sbagliato al 40esimo poteva portarci a 7 punti se non sbaglio, comunque negli spogliatoi ci siamo ritrovati, rimesso le idee in chiaro e abbiamo riniziato dai fondamentali, quindi fasi statiche, mischie, touche, portare avanti i palloni. Sì, portare a casa un punto non è abbastanza. Le aspettative erano comunque di fare una gran partita, penso che ognuno di noi non sia contento della propria prestazione perché potevamo fare di più. Abbiamo comunque dimostrato, a mio parere, una supremazia nella mischia, la quale andrò anche a rivedere personalmente su qualche decisione arbitrale, comunque non è di certo per questo, perché è stata della sconfitta. Comunque dobbiamo essere soddisfatti di quello che potremmo fare durante questa stagione, cioè abbiamo ben capito dove possiamo arrivare, ci siamo scontrati come prima giornata contro una squadra che ha grandi ambizioni e abbiamo dato invece un'identità alla nostra squadra e adesso lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi. E dopo aver ascoltato le interviste anche a Bige Moretti, a Caffini e al man of the match Francesco Menona, ritorniamo un po' qui allo stadio, al Tempio, al Mario Battaglini di Rovigo. Non siamo ancora indoor, non siamo ancora nello studio televisivo, ci piace un po' vivere il campo e diciamo questa fine estate sul manto verde per gustarci l'odore, il profumo e quella che è un'atmosfera decisamente unica con il nostro ospite, l'allenatore, il coach Pippo Frati. Abbiamo visto il secondo match del Veneto Derby Day, appunto la nostra vittoria. È ovvio che sabato andiamo a
a San Donà, in una squadra che per caratteristiche si assomiglia anche al Petrarca Padova. Sicuramente nei punti di incontro molto forti, un pacchetto che si è rinforzato tantissimo, che potrebbe metterci in difficoltà negli stessi punti in cui ci ha messo difficoltà il Petrarca. Sì, l'ho detto prima, San Donà insieme a Padova si è rinforzata tantissimo e proprio per gli stessi motivi. Hanno uno staff tecnico che lavora insieme ormai da diverso tempo con diversi ragazzi che hanno cresciuto appunto dal vivaio del San Donà. Quest'anno a livello di mercato hanno approfittato, se vogliamo, un po' della situazione che si era creata a Prato, hanno preso 3 giocatori d'esperienza e abituati a giocare partite di un certo livello, Bernini, Patelli e Giovanchelli, oltre a un paio di stranieri di grande qualità, Coroi e Cornwell. Quindi è una squadra che tra l'altro non si nasconde neanche, sono consapevoli di poter puntare, perché no, ai primi 4 posti, e quindi è logico che tutti gli scontri diretti che si giocheranno in casa varranno doppio. Conquistare punti a San Donà sarà conquistare punti contro una concorrente diretta per quello che è l'obiettivo dei playoff. Siamo consapevoli di questo e non ci deve assolutamente trarre in inganno il risultato del Trofeo Pedrini, che abbiamo tenuto conto di loro. Capitava in un momento in cui noi dovevamo essere quasi pronti per i playoff di Coppa, mentre loro erano all'inizio preparazione, quindi ci aspettiamo un match durissimo. Lì davanti sappiamo la tradizione di San Donà, Dal Sie, che è un allenatore degli avanti molto molto competente, quindi dovremo starsi molto attenti. Ci sarà una bella sfida, appunto perché tu nominavi la loro campagna acquisti, il loro mercato che sfruttando magari i problemi di Prato ha messo in luce degli stranieri sicuramente di ottimo livello, perlomeno nella partita di domenica. Coroi secondo me è stato l'atleta che si è messo maggiormente in luce, sia per fisicità sia per presenza all'interno del gioco. San Donà, uno degli elementi, una delle novità di questo campionato per la parte alta della classifica, forse la sfortuna, tra virgolette, è affrontarla in questa parte della stagione, nel senso che se San Donà ha un difetto è quello che non ha forse una panchina lunghissima, non ha una rosa troppo ampia, per cui adesso potrebbe far leva su tutti i propri effettivi. Cosa ne pensi, Pippo? Sì, al di là di questo comunque sarà la prima partita che gioca in casa e si sa che quando sei chiamato a giocare, ad affrontare la prima partita davanti ai tuoi tifosi, trovi sempre motivazioni importanti, vuoi far vedere che stai lavorando bene, e poi soprattutto giocare la prima in casa contro Rovigo a un giocatore di San Donà da motivazioni, da energie aggiunte. Non so quasi come dirlo. Posso dire che per squadre come San Donà, o comunque che non sono abituate a giocare per i playoff o magari non hanno ambizioni di vincere lo scudetto, una vittoria contro Rovigo potrebbe già salvare mezza stagione, nel senso potrebbe essere uno degli obiettivi stagionali, quindi è logico che sarà dura. Andiamo a vedere il pareggio nell'altro incontro del Veneto Derby Day fra Lafert San Donà e Mogliano Rugby. Buon pomeriggio signore e signori, benvenuti al Veneto Derby Day, primo match di questa doppia sfida tutta veneta. Lafert San Donà che è appena entrata in campo, e vediamo una mega maglia sventolare sulla tribuna Quaglia dello stadio Mario Battaglini, e Mogliano Rugby. E intanto vediamo entrare in campo 2 leggende, e per il San Donà Pivetta, avanti storico della nazionale italiana e del San Donà. Per il Mogliano Rugby invece Lando Donà, un pezzo di storia per il Mogliano Rugby, anche lui pilone. Le prime linee sono quelle che realmente entrano subito in contatto con gli avversari. È ovvio che se al cuore e alla razza Piave viene associata anche tecnica e giocatori di un certo livello, la squadra cresce enormemente. Quel lancio su Bernini, se mi sembra aver visto bene sul primo blocco. Hanno fatto un primo blocco sicuro e adesso stanno lavorando bene, hanno già guadagnato stanno andando oltre la linea dei 5, stanno per entrare in area di meta. Ed è meta Meta di San Donà. Giocatore, questa apertura numero 10 che parte in questo momento, è abbastanza angolata la trasformazione, ma lui la mette dentro da buon ex. Vediamo l'introduzione Pino Patelli. È ancora una sfida
La palla è ferma lì. Cade a prima Eccolo linea. là. Conquistato. Un ritorno. Sì, Matt Cornwell prende la rincorsa, calcia. Si alzano le bandierine, per cui 10-0. Un calcio così in zona 3, come viene chiamata tecnicamente, quindi lunga, va sostenuta da due corridori che vanno a mettere pressione. Paván non passa. Prova la spalla debole di Bertetti, ma non riesce. Semenzato. Saccardo all'interno per Gega che arrivava in corsa. Ancora Barro, prova lui, prova a muovere i piedi. È un'iniziativa molto rischiosa perché si è un po' isolato, rischiava di perdere l'ovale. Molto attenta alla difesa qui di Sandonà. Ancora Riccardo Paván, finta ma poi va da solo. Dicevi Antonio? Non rotola via il placatore. Ben strutturato. Parte Barro da 25 metri circa. L'ovale è dolce ed è in mezzo ai pali in quella area di campo. Introduzione ancora Pino Patelli. Eccola qua. Ancora una volta viene contestato, acceccato. Sì. Vediamo l'inglese, classe 85. Il calcio sembra buono. Sì. Sì, insieme al triangolo per poi andare a giocare. Ancora Ceccato. Alla per Van Zyl, prova lui dopo il piaccaggio sul sudafricano. C'è un vantaggio per Mogliano, però gioca Semenzato. Barro dentro. Maso mi sembrava fosse il portatore. Onori, c'è l'incrocio con Ceccato, lui finta al largo per Riccardo Paván che viene messo fuori, non ancora, bravo a restare in campo. C'era un vantaggio, non so se ti torna l'arbitro, sì, Eccoci. perché non c'è stato un guadagno territoriale da parte del... Parte. Il calcio è stretto di qualche centimetro. Barba al primo palo. Molto ortodosso ma efficace nella sua manovra. Bertetti per Bernini, uno dei migliori Molti in palloni campo. toccati da Bernini. Riesce ad alimentare l'ovale. Grande placaggio d'incontro di Gega. Però è stato bravo lo stesso Sì, a sì, mantenere l'ovale. sì, assolutamente. Contatto passaggio, c'è Giovanchelli, un po' di attenzione qui al largo, superiorità. attenzione però c'è Riccardo Paván che odorava questa possibilità. Ottimo. Attenzione, eccolo, Onori Onori va. Cerca di Onori va. farlo, ma non riesce. Qui ha letto perfettamente Riccardo È Paván. stata una grandissima manovra difensiva. Qui è stato molto bravo Riccardo Paván a nascondersi quasi. Sì. Intanto Barro infila i pali, per cui 13-10, Mogliano si rifà sotto immediatamente dopo 5 E la partita minuti. si riapre. Assolutamente. Che stanno crescendo. Intanto Alvorsen riesce a guadagnare metri, però è Bocchi che non riesce a mantenere l'ovale. Attenzione Bertetti, situazione di traffico, bravo Roberto. Questa è una palla che dovrebbe essere velocizzata, ma in realtà viene disturbato. Semenzato veramente un grandissimo mestiere. Ancora Bernini. Mamma, Break di Bernini dov'è passato? Attenzione al sostegno interno di Dotta. Entra nei 5 metri finali del campo. Bravo Van Zyl a temporeggiare. Ancora Bernini. Messo giù. Fino a questo momento penso sia stato Il man of the match. il miglior giocatore del... Ancora Cornwell. Ci prova Patelli dall'interno. Centralmente, pochi centimetri alla linea di Difesa arcigna da parte dell'ex. Parte Cornwell. Facile, in mezzo ai pali. Va a pulire Mogliano il pallone. Eccoci qua. Con Riccardo Paván. Lascia sfilare Van Zyl che ha passato lato andando dopo l'azione precedente. Ora i tre quarti vanno a lavorare sul punto d'incontro. Ci sarà sicuramente, vedi, una struttura. Eccolo qua. Bravo Rorato a andare a chiudere l'offload di Barro, però c'era un fuorigioco al di là di meta di intercetto, insomma, però c'è una disponibilità maggiore da parte di entrambi, mi pare. Sicuramente la chiama Saccardo e Alvorsen alla presa, quindi hanno cambiato e drive chiamata e impostano un drive. Cerca di difendere Sandonà, ma è buona l'avanzata con Bocchi. Giovanchelli si spoglia per la platea. Alvorsen su Coroi, attenzione. Un laterale. Problemi intanto per Enrico Ceccato, sofferente. Parte Barro al piede. Forse non entra stavolta. È stretto. Se ne possessa Dotta che annulla. Ora vediamo se ci sarà. Gega al lancio. Cicchinelli. Palla veloce, Alvorsen Barro. fa...
letta perfettamente su Riccardo Pavan. Si lanciano un po' tutti nel punto d'incontro. Ottima lettura difensiva, c'è un calcio sicuramente per Mogliano, perché intanto parte Barrò per vie centrali, oltre 40 metri, non riesce ad infilare l'H perché Patelli si era spostato lateralmente. Sì, aveva intuito che la traiettoria era aveva fuori. Intuito per portare il pallone oltre Gega ancora Saccardo, lo stesso schema chiamato prima durante il turnover, o meglio che è sfasciato nel turnover. Sta avanzando un po' meglio di prima ora il Coroi tra i piedi, un po' di persone... Sì, c'è un po' di confusione, c'è qualcuno che è scivolato lateralmente con un po' di mestiere. E infatti c'è il vantaggio. Eccolo qua. Da continuare a parte Barrò al piede. Morbido, dolce. Questa volta e entra. Questa volta siamo in pareggio. È ovvio che sono... Attenzione qua Pedersen, potrebbe muovere le sue leve. Un riciclo veramente rischioso. Patelli riesce a ottenere. Ci è arrivato buono, Jovu. Doppio riciclo, Jovu solido. Guadagnano un metro. C'è una contesa a terra. Patelli si gira, nessuno si propone, è costretto a... Tanto c'è un giocatore a terra. Attenzione al drop di Cornwell, no, lo finta. Prova di sinistro. Ha fintato il destro, poi il sinistro non è riuscito. Pallone ad Onori. Forse Zanusso, sì. Ma non confonde con lo Zanusso che è andato alla Benetton, suo fratello di 3 anni minore. E finisce qui il match, parità fra Mogliano Rugby e l'Affer Sandona in questo primo 16 derby. 16 nel primo dei 2 derby del Derby Day. Derby del centro-sud, un anno dopo l'ultima volta, ma con tante differenze. La Lazio che vuole cancellare le 1000 delusioni di una stagione fa, l'Aquila che, da matricola, prosegue il rodaggio in eccellenza. Cambiano i protagonisti, non i tifosi che dall'Abruzzo arriveranno come al solito in massa nella capitale. La Lazio è una delusione l'ha già subita, la sconfitta seppure con bonus in quel di Viadana. La squadra di De Angelis è quadrata anche nonostante le partenze del tre quarti Bisegni e del tallonatore Fabiani. Contro i gialloneri è sfilato il colpaccio anche grazie a una mischia ritrovata, ma 3 cartellini gialli, concedendo 2 uomini in più per 6 minuti, parlano al solito di indisciplina cronica. 0 punti per l'Aquila che ha sì perso un pezzo di storia del calibro di Zaffiri, ma anche guadagnato un piccone in più e un Lofrese che si è subito presentato con una meta tutto cinismo. Coach Di Marco parla di inesperienza nel massimo campionato, ma dice che la strada imboccata è quella giusta. I pronostici però dicono Lazio. Inizio da Leoni per le Venete e il Sandonà non fa eccezione, condividendo con il Rovigo il secondo derby consecutivo nei primi 2 turni di campionato. Dal pareggio contro Mogliano della prima giornata, l'head coach Jason Wright ha ricavato ottime sensazioni, in particolare per quanto riguarda la coppia di centri Bertetti-Jovu, decisivi in interdizione, e dall'apertura Cornwell, brillante al piede e metodico nei passaggi, se si esclude un intercetto subito, decisivo per la meta degli avversari. Anche per il coach degli avanti del SIE ci sono buone notizie. Il nuovo acquisto Bernini, in primavera ad un passo dalle zebre, ha confermato il suo indiscutibile valore. Il figiano Coroi, in seconda linea, è già insostituibile ed encomiabile è stato il lavoro sporco del neozelandese Preston su tutti i punti d'incontro. Guardando la partita di sabato contro i bersaglieri, lo staff tecnico, a parte una tesa staffetta all'ala, probabilmente riproporrà al completo la formazione vista nella prima uscita, a partire da una prima linea Zanusso, Giovanchelli, Filippetto, che i sandonatesi sperano non debba combattere ancora per tutti gli 80 minuti, così come è successo nel Derby Day. La panchina corta, infatti, è l'unica vera grande preoccupazione di un Sandonà, per il resto molto fiducioso. Seconda giornata di campionato e secondo avversario eccellente per il Petrarca. Dopo aver perso il derby a Rovigo conquistando però un punto bonus, i padovani di Moretti e Salvan sono pronti a ricevere tra le mura amiche il Viadana, sabato al centro sportivo Memo Geremia di Padova. Il match vinto dai mantovani del neozelandese Regansu contro la Lazio ha avuto un esito simile alla partita del Battaglini, con i romani ospiti che nel finale sono riusciti a strappare la meta del bonus. Per il Petrarca è un segnale incoraggiante. I risultati delle ultime sfide parlano a favore dei tuttoneri, che nel campionato 2013-2014 hanno incassato 2 successi contro il Viadana, un rotondo 22-5 casalingo all'andata e un 20-10 al ritorno, espugnando lo Zaffanella dopo anni di astinenza. Il match si profila dunque aperto e ricco di spunti per il pubblico, a partire dalla battaglia tra le mischie che hanno entrambe ben figurato nella gara d'esordio. Osservati speciali anche i nuovi acquisti, in particolare gli stranieri, con il samoano Sua e il neozelandese Eru per il Petrarca e l'irlandese Ian McKinley per il Viadana. Partita che si ripete dopo un mese e mezzo fa che hanno giocato una partita amichevole, però vero test perché ha visto i primi minuti la squadra di Presutti mettere in difficoltà il campione in carica. Il campione in carica che ha avuto
che ha subito anche una meta tecnica contro l'Aquila, quindi Cuca Guidi questa settimana sta lavorando soprattutto per consolidare quello che è stato sempre la certezza di questo Calvisano, la mischia chiusa. Per quanto concerne la squadra dei Presuti, ha visto un ottimo calciatore in Benetti, l'uomo della mischia che è stato scelto uomo del match, parlo di Stefano. La formazione delle Fiamme Oro sicuramente Presuti confermerà la squadra che ha vinto, perché squadra che vince non si tocca, quindi si affiderà anche al gioco dei tre quarti, adesso anche con l'innesto come assistant coach di nostro amico Nanni Ranieri. Una partita tutta da seguire, vede favorita sicuramente il Calvisano, però con il Fiamme Oro non si sa mai, voi lo sapete benissimo quando avete giocato la finale del torneo d'eccellenza. Quindi partita da seguire al Peroni Stadio domenica pomeriggio tra Calvisano e le Fiamme Oro. Hasta la vista! Sfruttando il contributo del secondo match del Veneto Derby Day abbiamo anche aggiunto la finestra, l'usuale finestra che noi facciamo dal campionato di eccellenza con i vari flash che arrivano dagli altri campi, anche perché ora ormai siamo dentro il campionato e questo nuovo percorso è cominciato e ovviamente l'atmosfera si sente già, si percepisce già dai terzi tempi alle strade, ai ristoranti, ai supermercati. L'avranno già fermato 3-4 mila volte penso, no, in questo mese, Pippo. La richiesta è sempre quella, lo sai. La richiesta portaci è sempre le quella. Noci, no? Portaci le Bravo, noci. le noci e il nocino. No, la richiesta è sempre quella, logico, e è giusto anche che sia così. Non so se ricordate la Lavagna, c'era stata una foto proprio a proposito di social network che girava la frase con cui abbiamo accolto i giocatori quest'anno era proprio questa: la pressione è un privilegio. Sì. Quindi siamo tutti consapevoli che giocare a Rovigo è bello, ma comporta anche determinate responsabilità che comunque per chi sceglie di fare questo sport il suo lavoro è una cosa bella, è il massimo che uno possa desiderare, quindi siamo qui, continuiamo a lavorare, sappiamo tutti quelli che sono i nostri obiettivi e piano piano metro dopo metro cerchiamo di lavoriamo per raggiungerli. Certamente. Pippo, è stata una prima giornata di campionato che ha messo in luce già delle differenze abbastanza evidenti. Non è forse giusto parlarne adesso, però erano già quelli che erano, come posso dire, le avvisaglie di inizio campionato. Due squadre, specialmente una che tu conosci bene, che è Prato, che è in grave difficoltà sin da subito, con una rosa assemblata nelle ultime settimane prima del campionato e con grossi dubbi attorno. Insomma, tu una realtà che conosci perfettamente. Quali sono comunque le tue sensazioni? È ovvio che l'Aquila e Prato, aggiungendone una, sembrano le squadre più all'angolo sin da subito. Ma ti dirò, penso che si debba fare una differenza enorme comunque, c'è una differenza enorme tra l'Aquila e Prato. L'Aquila comunque ha allestito una squadra con la quale penso disputerà un campionato in cui cercherà di dare del filo del torcere a tutto, vincere là penso che non sarà facile per nessuno. Lo stesso Calvisano è vero che ha segnato 40 punti e ne ha subiti una ventina, quindi comunque è una squadra che ha comunque un programma, ha uno staff tecnico, ha uno staff dirigenziale, comunque ha giocatori, e anche un DNA, esatto, e soprattutto una tradizione che penso non sia seconda a nessuno in Italia. E quindi poi c'è Prato, dalle notizie che mi arrivano, perché ovviamente come l'hai detto tu conosco persone, mi informo, perché comunque ho anche tanti amici che sono lì e che magari speravano le cose andassero diversamente, però in effetti la situazione mi sembra molto molto critica. Non voglio giudicare, non voglio dire niente, ma così come sono adesso, portare a termine una stagione è difficile, è lungo, perché ci sono 18 partite di campionato, ci sono altre 2 o 3 partite del trofeo d'eccellenza e non lo so, cioè, sarà una stagione semplice sicuramente. Non sarà semplice, non mi piace neanche parlarne, però la vedo dura, la vedo molto dura. Ecco, allora noi intanto diamo l'appuntamento a sabato a San Donà, perché va bene i 4.000 qua, ma ne vogliamo almeno 2.000
ovviamente sul Piave a sostenere i colori rossoblù. Pippo, tu sai che questa è la prima di tante tue apparizioni qui da noi e c'è sempre questo famoso gioco di quanto sei rossoblù. La maglietta ce l'hai, i pantaloni pure, addirittura le scarpe, vediamo se lo sei veramente. Quanto sei rossoblù? Ora siamo nell'area di meta in cui Rovigo ha portato le prime 2 segnature del derby di domenica scorsa e una delle segnature è stata marcata da Stevie Bortolussi, che già in un altro derby, proprio qui in mezzo ai pali, riuscì a fare il proprio toccato. Allora, Stevie quando è che segnò ancora in mezzo ai pali in quest'area di meta? Nel derby del 2010 in cui Rovigo vinse 34-28 contro la Benetton Treviso, nella vittoria 31-3 del Rovigo sul Petrarca o nella sconfitta del Rovigo qui col Petrarca 21-5? 31-3. No. A meno che lui giocasse dall'altra parte. Giocasse nel Rovigo. Guarda, uno che pensa a Stevie, siccome arrivava dal Padova, magari può dire contro il Petrarca. Diciamo che invece ha segnato quando il Treviso ha perso nell'anno di Umberto Casellato. Nel 34-28. Andiamo a vedere. E la tradizione di Pippo Frati non si smentisce, infatti era col Petrarca. No, incredibile, ragazzi. Era il 29 gennaio del 2012, una meta di intercetto che partì dall'ala destra là in fondo e segnò qui in un risultato che fu abbastanza pesante per noi perché si arrivava praticamente alla sconfitta al finale del campionato. Adesso che ci penso, tra l'altro forse mi ricordo anche, ecco, vedi, quella situazione. Vabbè, quindi Pippo, continua le mie tradizioni. E partiamo col sorriso. Grazie Pippo di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti, saluto. E ci vediamo a San Donà. Buonasera. Ciao.